Innanzitutto grazie, io sono Francesco Bicciato, sono il segretario generale del Forum per la Finanza Sostenibile. È un'organizzazione che fa ricerca e promuove il tema della finanza sostenibile. Siamo un'organizzazione che ha circa un centinaio di soci. I soci sono per lo più l'industria finanziaria, quindi banche, compagnie di assicurazioni, fondazioni bancarie, fondi pensione, casse di previdenza, asset manager, quindi diciamo le società di gestione del risparmio. Abbiamo però una componente di cui andiamo molto fieri, che è di società civile, perché per esempio abbiamo anche il WWF che è socio del forum, e questo è abbastanza interessante, poi vedremo perché, no? Cioè, cosa ci fa un'organizzazione ambientalista, o i sindacati sono soci del forum, CGL, CISL e UIL, quindi voglio dire, perché la società civile in qualche modo partecipa a un progetto comune insieme a un mondo della finanza che è sempre stato considerato un mondo lontano, poco trasparente, diciamo che insieme alla politica ha l'indice di gradimento più basso, io credo, in questo momento, e quindi bisognerebbe, diciamo, recuperare anche da questo punto di vista la qualità del sistema finanziario. I soci del forum sono soci cosiddetti dell'industria SRI. SRI è un acronimo inglese, Sustainable Responsible Investment. Uso l'inglese ma non per inglesismo, ma perché sono, diciamo, gli acronimi che trovate nei documenti ufficiali, un po' come ESG, no? Ormai è entrato, diciamo, nel linguaggio comune. ESG vuol dire Environmental, Social and Governance, quindi diciamo i criteri sociali, ambientali e di buon governo. Okay? Queste sono, diciamo, è l'ABC di quello che volevo raccontarvi oggi. Vediamo un po' se funziona. Temo di no, però insomma c'è problema. Sicuramente funzionerà, non so se sto... Adesso dici? Boh, vediamo. Ok, quindi diciamo la prima cosa appunto che volevo raccontarvi è che cos'è l'investimento sostenibile e responsabile. Allora, innanzitutto, un po' come diceva Paolo, stiamo vivendo una rivoluzione oggi, nel senso che il mondo della finanza sta radicalmente cambiando, come il mondo dell'economia peraltro, di fronte a una considerazione, e cioè che il modello di sviluppo come l'abbiamo inteso fino ad oggi è sostanzialmente fallito, e quindi in qualche modo occorre tirare il freno e ricominciare, diciamo, da un altro tipo di economia ambientale e sociale. Queste sono considerazioni che anche il sistema finanziario ha fatto, pochi lo sanno, dopo lo vedremo nei numeri, e questo è accaduto, attenzione, negli ultimi anni, voglio dire, è una cosa abbastanza recente, partendo proprio dal concetto di investimento responsabile e sostenibile, sostanzialmente quell'investimento di medio-lungo termine che incorpora nell'analisi economico-finanziaria tradizionale i criteri sociali e ambientali. Attenzione, non stiamo dicendo criteri complementari all'analisi economico-finanziaria, stiamo dicendo criteri che la integrano, cioè non esiste più una valutazione di un investimento, rating, indici che esistano, che in qualche modo non debbano tener conto quelli che sono gli impatti sociali e ambientali. Questo cambia, capite, radicalmente, no, l'approccio di far finanza, e in qualche modo ci danno ragione i numeri di quello che è successo. Sostanzialmente questa è la definizione. Questi sono i criteri, quindi diciamo criteri sociali e ambientali di buona governance. Per ambientali, qui ci sono alcuni esempi: per la riduzione di emissioni di CO2 o un uso delle risorse idriche più sostenibile. Gli aspetti sociali sono altrettanto importanti: il rispetto dei diritti dei lavoratori, la diversity, la presenza delle donne nei board, per esempio, e non solo, diciamo, dei posti di lavoro, quindi nei posti, diciamo, di decisione, e la governance che ha a che vedere dal punto di vista soprattutto anglosassone delle politiche di remunerazione. Anche qui c'è la diversità che in qualche modo incrocia con gli aspetti sociali. Questi sono, diciamo, gli aspetti importanti che vanno integrati nell'analisi finanziaria.
Qui non preoccupatevi, non si legge molto, ma volevo solamente farvi vedere questo grafico per chiarire una questione introduttiva fondamentale. Non stiamo parlando di filantropia. Allora, molto spesso quando si parla di finanza sociale, finanza sostenibile, la si associa, diciamo, a una forma di finanza con bassi rendimenti e più legata, diciamo, all'approccio filantropico, il quale è fondamentale. Cioè, attenzione, questo non stiamo dicendo che la filantropia non sia un elemento importantissimo, soprattutto di fronte a determinate crisi ambientali e sociali, ma non è filantropia. E non è neanche la finanza che sta, come dire, alla sinistra, alla mia sinistra, diciamo, del grafico. Cioè, quindi la finanza tradizionale che non considera gli aspetti ESG dentro il suo approccio, diciamo, di investimento. Qual è questa finanza? La finanza tradizionale? La finanza tradizionale è quella speculativa, è quella non legata all'economia reale. Questo è un elemento fondamentale, guardate, perché se noi continuiamo a fabbricare soldi per far soldi, i risultati saranno il modello di sviluppo che stiamo vivendo in questo momento, e cioè che venendo da Padova a qua è bastato un piccolissimo incidente e siamo rimasti, per esempio, in coda emettendo CO2, quindi colpa anche mia, voglio dire, in atmosfera, nel senso che abbiamo dei sistemi fragilissimi, per non parlare appunto alla fragilità di alcuni ecosistemi. Se noi continuiamo col vecchio modello di sviluppo, cioè quello tradizionale, probabilmente non ci sarà ancora una volta più attenzione a questi aspetti e li si considereranno come aspetti, come dire, assolutamente residuali. E adesso andiamo a vedere perché non lo sono. Allora, i vantaggi di un approccio SRI quali sono? Innanzitutto si individuano i rischi legati alle pratiche ESG delle imprese, lo vedremo probabilmente con Rodolfo dopo, mi è stato chiesto di non indugiare troppo sui rendimenti, anche se io sarei abbastanza tentato di farlo, per dimostrare sostanzialmente che fare finanza sostenibile conviene, ma conviene non solo dal punto di vista sociale e ambientale, ma anche dal punto di vista economico. Sostanzialmente un investimento sostenibile che cosa fa? Io posso dirvelo perché non sono portatore di un interesse specifico, nel senso che non sto vendendo prodotti, in qualche modo vi sto promuovendo il settore che insomma conosco da un po' di anni, direi. La questione è che appunto questo tipo di investimento riduce i rischi dell'investimento in sé. Guardate, è successa una cosa interessante che ogni tanto cito alla conferenza del COP21 a Parigi sul cambiamento climatico. Voi sapete che le conferenze sul clima hanno avuto alterne vicende, cioè praticamente il concetto di sostenibilità affonda le sue radici nell'87 col rapporto Brundtland, poi 92 Rio de Janeiro e poi si è arrivati al protocollo di Kyoto. Questo protocollo di Kyoto che alcuni hanno firmato, altri no, alla COP21 sostanzialmente c'è una piccola svolta, cioè alla COP21 a Parigi 2015 si dice signori qui o si cambia o stiamo percorrendo una strada, come dire, che ci porterà alla catastrofe. La cosa interessante però è che dal punto di vista politico COP22, 23 e 24, quindi Bonn, Marrakech e Polonia, Cracovie, sono stati dei sostanziali fallimenti, cioè di fronte anche all'evidenza, ormai i negazionisti del climate change sono credo l'1% al mondo, la macchina politica si è mossa molto lentamente, si sta muovendo molto lentamente, vedremo cosa succede l'anno prossimo, quest'anno a Santiago del Cile, però non ci sono grandi evidenze di cambiamento. Che cos'è che è successo? Che è il settore privato che invece in questo caso il mercato si è mosso molto più rapidamente. C'è stata alla COP21 una riunione parallela delle compagnie di assicurazione, okay? Durante il governo, Paolo magari esco anche un attimo dalle slide che ogni tanto insomma ci annoiano un po', no? Ma che cosa è successo? Una riunione delle grandi compagnie di assicurazione del mondo che sostanzialmente hanno fatto una considerazione. Ci conviene molto di più investire nella riforestazione che continuare a pagare sinistri
per le catastrofi climatiche legate al cambiamento climatico. Dal punto di vista del conto economico, l'investimento, per esempio forestale, ma potremmo dire anche in fotovoltaico, in energie rinnovabili, eccetera, gestione ottimale dei rifiuti, è molto più conveniente, ma non perché si sono svegliati una mattina ambientalisti, perché hanno fatto due conti e nel loro conto economico, all'epoca nel 2015 c'erano le alluvioni negli Stati Uniti che hanno provocato miliardi e miliardi di danni, ovviamente non era più conveniente quel modello di sviluppo. Attenzione, qual è il corollario di questa questione qui? È che se io continuo a pagare sinistri, compagnia di assicurazione, per coprire i danni da climate change, evidentemente per sistemare il mio conto economico devo aumentare i premi. Se aumento i premi in un contesto di crisi generalizzata, la gente non si assicura più e quindi avrò una società molto più vulnerabile di prima. Quindi vedete ci sono due effetti, uno tipicamente ambientale, quindi sposto volumi finanziari importanti dall'economia fossile a un'economia invece che può produrre rendimenti interessanti, come quella forestale ad esempio, ok? E dall'altra parte ho un effetto sociale che in qualche modo fa in modo che la società sia più vicina, diciamo, al concetto di uguaglianza che in qualche modo è quella tutela di fronte ai grandi rischi. Quindi voi capite bene che quella decisione che è stata presa nel 2015 è stata molto più efficace che 1000 dichiarazioni di carattere politico importanti, per la verità, ma non sufficienti a risolvere i problemi, per esempio, di emergenza. Beh, oggi abbiamo avuto evidentemente un esempio, no? Cioè quando il sindaco diceva ci sono i soldi, però non è che possiamo aspettare 6 mesi. In alcuni casi non puoi aspettare 6 mesi, in alcuni casi tu devi fare investimenti immediatamente su questi settori. Comunque, questo ve lo volevo dire semplicemente per dirvi che esiste un approccio che è molto legato alla convenienza della finanza sostenibile, non tanto alle caratteristiche filantropiche di questo settore. Poi appunto rendimenti anche superiori a quelli di mercato, però ve lo racconterà Rodolfo Fracassi che seguirà, quindi io vi tralascio, diciamo, tutti questi bei grafichetti che avevo preparato, ma Paolo mi ha intimato di non mostrarli e quindi io eseguo, come dire. No, adesso scherzo, ma è 18 anni che noi facciamo questo lavoro. 18 anni fa ci prendevano per pazzi. Poi è cambiata il concetto, è stato vabbè, ma la finanza sostenibile di fatto è filantropia, non è finanza, no? Cioè è una cosa che in qualche modo di nicchia, no? Allora noi ci siamo messi a studiare e abbiamo adesso delle evidenze scientifiche che non è così, però ve ne parla Rodolfo dopo. Allora questo è il mercato nel mondo, giusto per farvi un'idea di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di valori assoluti nel 2018 di 30.000 miliardi di cosiddetti asset under management, che cosa vuol dire? Di portafogli gestiti con i criteri della responsabilità sociale e ambientale. Okay? Guardate la crescita, da 18 miliardi nel 2014 a 30 miliardi. Il mercato principale, attenzione, è il nostro, è quello europeo. Cioè per una volta noi abbiamo un record nel mondo, battiamo anche gli Stati Uniti, Australia, Giappone su questo, e cioè l'Europa pesa per oltre il 50%, adesso lì c'è il 48,8, ma gli ultimi dati sono del 50,1, 50,2, per oltre il 50% degli investimenti sostenibili. Queste, diciamo, sono le divisioni per regioni, sostanzialmente ci dicono, vedete gli Stati Uniti sono al 39%, c'è stato un arretramento di questi investimenti dopo l'amministrazione Trump che ha rilanciato il carbone, quindi in qualche modo c'è stata una flessione sulla percentuale della finanza sostenibile. Qui vedete, diciamo, le strategie che però vi mostro meglio in un grafico successivo.
La cosa interessante è che, vediamo se riesco a farvi vedere questo grafico qua, sono le strategie che vengono utilizzate in finanza sostenibile. Quelle sono quelle che normalmente si usano a livello mondiale. Adesso vediamo rapidamente i dati europei e poi vi faccio vedere i dati italiani rispetto a questo. Vedete che la strategia delle esclusioni cuba per circa 10.000 miliardi a livello europeo. Le esclusioni che cosa sono? Le esclusioni sono: non finanzio una serie di settori che sono dannosi per l'ambiente o per la società. Okay? Questo è il primo passo, ma non è sufficiente, perché io posso dire non investo in un piano, sempre per prendere il caso bellunese, no? Un piano urbanistico che, come dire, scarichi troppo cemento sul territorio, devo però dire in che cosa investo. Quindi a fianco alla strategia delle esclusioni è importante il cosiddetto divesting, cioè disinvesto. Occorre associare una strategia di investing, cioè, come dire, in che cosa investo al posto di. Ok? Non so se è chiaro il concetto. Quindi il primo concetto è: escludo determinati settori, normalmente sono i settori dannosi per l'ambiente, la pornografia, la violazione dei diritti umani, eccetera, eccetera. E poi ci sono i settori positivi, dove invece io devo spingere gli investimenti, che sono quelli, per esempio, dell'economia circolare, che voi ormai conoscete, no? come concetto. La cosa interessante sono le integrazioni. Scusate, ma in ambito, diciamo, di fondo pensione credo che questa strategia sia interessante. La strategia, vedete, dell'engagement and voting, vedete quella strategia lì, no? Stiamo parlando di circa 5.000 miliardi investiti in engagement. Che cos'è l'engagement? È il dialogo fra gli investitori e le imprese investite. È evidente che anche se cambiasse il mondo radicalmente finanziario, cioè quello dell'offerta, se dall'altra parte non abbiamo delle imprese che seguono gli stessi principi, evidentemente il conto non torna. Allora che cosa succede? Voi vi ricordate che un po' di anni fa c'era qualcuno che comprava un'azione, 2 azioni di una grande multinazionale, andava in assemblea giusto per dire non sono d'accordo, poi questo in qualche modo veniva registrato ma non influiva nelle politiche aziendali. Che cos'è che sta succedendo oggi? E l'abbiamo visto anche al Salone del Risparmio, insomma, con tutti gli asset manager che c'erano lì, no? Le società di gestione del risparmio. Succede che gli investitori, se cambiano strategia, impongono il cambio di strategia delle aziende. Cioè, se prendiamo un'azienda molto grande, l'ENI ad esempio, o l'Enel, queste 2 aziende sono investite da AXA, BlackRock, Allianz, cioè vi sto parlando di grandi tycoon finanziari. Se questi investitori dicono: cari signori, a noi non va più bene che voi continuiate a investire in energie fossili, cambia radicalmente la politica aziendale, perché se non sei d'accordo io mi sposto e vado a mettere i soldi da un'altra parte. Non è più quel voto simbolico importante. Vi ricordate che c'era Lega Ambiente, c'era anche Grillo che comprava i voti in Telecom, Quella era un valore simbolico di protesta. Questo sposta le dinamiche di mercato totalmente. Allora, voi capite bene che dal mondo della finanza, da un certo mondo della finanza, evidentemente, da un certo approccio, attenzione, non sto facendo certo l'apologia, diciamo, dei disastri che la finanza ha prodotto, quindi voglio dire, bisogna essere molto franchi. Poi insomma, io sono contento di essere veneto, perché in genere quando mi muovo nel mio territorio trovo una maggiore sintonia sulla praticità e la concretezza dei concetti, quindi non si sta facendo la giustificazione di nulla, anzi si parte proprio dai disastri che ci sono stati purtroppo anche nella nostra regione per voltare pagina. Questo è un modo importante di voltare pagina, cioè ingaggiare un dialogo con le aziende per dire: bene, io metto a disposizione delle masse finanziarie con determinati criteri ambientali e sociali, tu devi fare lo stesso nella tua azienda, però la famosa CSR, no? La responsabilità sociale d'impresa, eccetera eccetera.
Più facile nelle grandi multinazionali, più difficile per noi che siamo un tessuto di piccole e medie imprese, però secondo me anche con le PMI bisogna iniziare questo tipo di ragionamento. Vado avanti velocemente perché volevo darvi per esempio... questa cosa qui ve la cito solamente perché conferma sostanzialmente il sondaggio del Fondo Solidarietà Veneto che io non conoscevo, quindi voglio dire, abbiamo fatto come forum... noi abbiamo sede a Milano e la mia organizzazione lavora sul campo nazionale ovviamente, no? Su tutta Italia, ma abbiamo fatto un sondaggio con la Doxa sulla questione della propensione al risparmio sostenibile. Abbiamo chiesto a 1000 investitori se sarebbero stati disposti a orientarsi verso investimenti sostenibili e responsabili. Voi vedete la parte verde e la parte arancione cuba per circa il 92-93%, il che vuol dire che la maggior parte dice sì, io sono disponibile a spostare i miei investimenti verso questo tipo di approccio. Poi però, se andiamo a vedere, ma come mai allora non hai preso in considerazione in maniera significativa questo tipo di investimenti? Vediamo che quasi il 60% dice nessuno me li ha mai proposti. Allora qui abbiamo un problema, perché vuol dire che banche e sostanzialmente rete dei consulenti finanziari, quando il risparmiatore investitore chiede scusami, avresti qualche prodotto che mi permette di sostenere la riforestazione nel Bellunese, e dice no guarda non so di che cosa stai parlando, allora voi capite che qui è si innesca un problema abbastanza interessante e abbastanza grosso, che è quello poi alla fine dell'educazione finanziaria, è quello che poi ha portato alle aberrazioni delle obbligazioni subordinate e così via. Però voglio dire, per stare più terra a terra, l'importante è che tutto il settore finanziario introietti questo tipo di politiche. Gli asset manager, è una cosa che vi interessa a voi, perché immagino che anche voi vi appoggiate a qualche gestore per il collocamento degli investimenti. Qualcuno anche qua, non voglio sapere chi è, eccetera, così non facciamo pubblicità a nessuno. Però la cosa importante che è avvenuto nel mondo degli asset manager è stato proprio questo. Fino a qualche anno fa un asset manager diceva bene, io faccio quello che il cosiddetto asset owner, cioè Kigai Skei, tradotto, ok, mi dice di fare. Io colloco laddove tu che mi affidi i tuoi investimenti mi dici di fare. Quindi io non sono responsabile di dove vanno i soldi, no? Perché sei tu che decidi con il tuo portafoglio. Bene, non funziona più così. Cioè tutta la filiera deve essere coinvolta, dal risparmiatore investitore retail, la persona, ok, all'asset manager, all'asset owner, quindi le banche, le compagnie di assicurazioni, i fondi pensione, ok, alle aziende su cui poi si investe. O tutto il sistema finanziario cambia, o se un anello della catena in qualche modo si interrompe, abbiamo problemi importanti rispetto alla destinazione dei nostri investimenti. La cosa interessante è che al Salone del Risparmio, che è diciamo il salone più importante in Italia, che riunisce soprattutto gli asset manager, il tema quest'anno era sostenibilità e inclusione, che guardate che voglio dire, questo tema qua poteva andare bene se avevamo l'assemblea di una organizzazione non profit, no? O di un ONG, ma sentire il mondo finanziario che parla di sostenibilità e inclusione vuol dire che siamo di fronte a una grandissima rivoluzione. Quindi questo io vorrei che fossimo tutti consapevoli di questo, perché sta cambiando qualcosa nei fatti. Ok, volevo farvi vedere solamente qua, vado via veloce, i dati italiani. Per una volta il nostro paese ha dei record importanti. Quest'anno abbiamo scavalcato la Germania negli investimenti ESG per, come dire,
il mal di fegato dei miei amici tedeschi, coi quali siedo nel consiglio di amministrazione di Eurosif. Eurosif è l'organizzazione che riunisce tutti i forum europei, no? Abbiamo la sede a Bruxelles. SIF sta per Sustainable Investment Forum. Noi siamo ITA-SIF, siamo il forum italiano, e ci sono tedeschi, inglesi, francesi, spagnoli, bla bla bla. Allora, questa il UK, quindi il Regno Unito, è sempre più avanti, ma perché in realtà in Inghilterra si è iniziato 20 anni fa a parlare di questo tema. Noi siamo un mercato ancora giovane. I francesi sono molto forti in Europa perché esiste uno Stato molto presente. C'è una legge in Francia che è passata, diciamo, che viene utilizzata a livello internazionale, che è la Loi de Transition Énergétique, che è la legge che governa l'obbligatorietà da parte delle aziende di dotarsi di strategie di protezione ambientale. Obbliga, non chiede. Okay? Quindi questo elemento è molto importante. C'è uno Stato che sostiene il mercato della finanza sostenibile. E poi arriviamo noi, però, che eravamo sesti, settimi, e ora siamo terzi in Europa, con 1.700 miliardi di investimenti gestiti con questi criteri. 1.700 miliardi. Ok? Quindi, prossimo che mi dice che la finanza sostenibile è una nicchia, ok? O che vi dice, potete dirgli: guarda, non è esattamente così, nel senso che, vedete, noi siamo molto forti nelle esclusioni, 1.500 miliardi, ovviamente è il criterio abbastanza più facile da applicare, ma abbiamo aumentato molto anche il criterio, per esempio in termini relativi di impact investing. Siamo il primo paese in Europa per strategie di impact investing. Che cosa vuol dire? Sono quelle strategie che intenzionalmente hanno l'obiettivo sociale e ambientale come prioritario e i rendimenti come obiettivo secondario. Per la verità, e ancora una volta si parla di rendimenti, poi vedremo con Rodolfo che anche i rendimenti sono piuttosto interessanti. E quindi la scusa che diciamo la finanza sostenibile è più rischiosa è una fake news, è esattamente la cosa opposta. Prevede i rischi, cioè prevede le cosiddette esternalità ambientali, ok? Quindi se io applico nella mia politica di investimento tutti i criteri che tengono conto del cambiamento climatico, sono in grado di prevedere alcuni rischi derivanti dai cambiamenti climatici e quindi non investire in settori che potrebbero rendere i cambiamenti climatici magari eventi più forti, non dico eliminarli, ma più forti, quindi ridurre questo tipo di rischio, e quindi tutelo anche il mio investimento, evidentemente, no? Dal punto di vista economico, non solo dall'impatto ambientale. Dal punto di vista sociale succede esattamente la stessa cosa. Guardate che la sostenibilità di cui adesso tutti parlano, che pare che sia di moda, però cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. La sostenibilità è un concetto tripartito, è come uno sgabello con 3 gambe. Una è economico-finanziaria, una è sociale, l'altra è ambientale. Se tu tagli una qualsiasi di queste gambe, lo sgabello cade per terra. Non esiste sostenibilità solo ambientale. Okay? O solo economica, perché se io investo in un'azienda che produce pannelli fotovoltaici sicuramente sto facendo un gran lavoro dal punto di vista ambientale, ma se quell'azienda mi usa il lavoro minorile al suo interno, evidentemente ho qualche problema sul versante della sostenibilità sociale, ok? O se quell'azienda è perfetta dal punto di vista sociale e ambientale, ma le sue performance economiche sono, come dire, deboli, evidentemente anche questo è un problema, e questo è ovvio. Solamente che prima era solo quello il criterio economico-finanziario, adesso invece gli altri 2 criteri sono tanto importanti quanto. La Volkswagen non ha avuto i problemi che ha avuto per i filtri antiparticolato, li ha avuti per un problema di governance, quindi anche l'elemento G è fondamentale. Hanno sbagliato a non contabilizzare gli effetti negativi di quel disastro che hanno prodotto e l'hanno pagata in termini economici e finanziari. Con Facebook è stato esattamente la stessa identica cosa, problemi di cattiva governance. Quindi il terzo elemento, che è quello della G,
è tanto importante quanto quello sociale e ambientale e quello economico-finanziario. Non so se... non so, magari necessitiamo di starci di più. Io sono anche un po', cosa volete, entusiasta di questa cosa qua, mi faccio prendere, però non vi dico cose che non sono vere, fermatemi se c'è qualcosa che... Ok, allora andiamo avanti. Io non mi attardo, poi ovviamente metto a disposizione le slide. Tanto dopo c'è il question time, quindi... Perfetto, quindi voglio dire, ci possiamo ritornare. Volevo intanto darvi alcuni elementi fondamentali, no? Uno è quello appunto che ha a che vedere con il cambiamento climatico, no? È evidente che la finanza ha un ruolo fondamentale, si diceva prima, giustamente Oscar de Montigny dice: guardate, attenzione, perché noi finanza abbiamo un ruolo determinante soprattutto nella ricostruzione, okay? E in come ricostruire e in come riabilitare determinati territori. Io ho un'esperienza personale, ho lavorato in Medio Oriente per un po' di anni e ho lavorato con Nazioni Unite subito dopo la guerra con Israele in Libano e ho visto come in qualche modo la ricostruzione può avere degli effetti positivi o anche devastanti se fatta senza seguire determinati criteri. Lo stesso in qualche modo dovrà essere nel caso dei comuni colpiti nell'area del Bellunese. Il cambiamento climatico, lo diceva nel video il sindaco, mi è piaciuto, che diceva: sta roba qua non è più normale, voglio dire, attenzione, non fate, come dire, non correte il rischio di pensare che il cambiamento climatico sia solo surriscaldamento globale, cioè che aumenti la temperatura sopra i 2 gradi stabiliti a Parigi. Il cambiamento climatico è variabilità degli eventi atmosferici e strana ciclicità dei cambiamenti atmosferici. No, io questo lo dico perché magari quando uno sente freddo dice: vabbè, ma allora è ovvio, no? Cioè, non è vero che c'è il cambiamento climatico, perché non è quello. È proprio il problema del fatto che il nostro clima è instabile. Allora quali sono i rischi per gli investitori? I rischi fisici dovuti agli impatti materiali derivanti dai cambiamenti climatici, che sono indicati lì. Il rischio tecnologico dovuto all'introduzione di nuove tecnologie low carbon, anche la tecnologia ha un ruolo fondamentale. Il rischio legale per il quadro normativo, quello reputazionale che io ritengo meno importante ma comunque importante, e il rischio sociale, cioè il fenomeno per esempio delle persone che per effetto del clima si devono spostare da un loro comune a un altro, per non parlare di migrazioni epocali, diciamo, di grande dimensione. Ridurre l'impatto quindi attraverso queste strategie: engagement, dialogo attivo, come vi ho detto, disinvestimento, quindi vendita di titoli di società attivi nei settori dei combustibili fossili. Se io ho, come dire, un pacchetto di 30.000 euro e voglio fare qualcosa di positivo, chiedo al mio gestore o al mio, diciamo, consulente finanziario della mia banca di spostare questi 30.000 da, per esempio, investimenti in energie fossili a economia circolare, ad esempio. Questo è un atto, come dire, che faccio, pratico, che posso fare in qualsiasi momento e che cambia radicalmente l'impatto del mio investimento. Ok, allora io vado avanti. Questi sono alcuni esempi, no? La mobilità elettrica è molto forte. Sono tutti settori di altissimo rendimento, quindi voglio dire, ma dove li metto i soldi allora, no? La mobilità elettrica, soprattutto la parte di trasporti elettrici, anche trasporti pubblici elettrici, è un settore in espansione, no? Voi sapete che per esempio in Olanda l'anno prossimo non ci saranno più auto diesel che gireranno. Questi sono l'anno prossimo, voglio dire, non fra 20 anni. Questo cambierà radicalmente l'industria, per esempio, dell'automobile. L'economia circolare è importante perché sono modelli economici in grado di rigenerarsi, quindi recycle, reuse, soprattutto il ciclo integrato dei rifiuti può produrre ricchezza, tanto che per esempio, per parlare di Veneto, una delle multi-utilities nostre era APS Acegas, ha emesso delle obbligazioni verdi ancora
3 anni fa, 500.000 euro la prima tranche, andate bruciate. Okay? Questi soldi servivano per finanziare le infrastrutture ambientali, quindi voglio dire il ciclo dei rifiuti e tutto quello che gli va dietro. Energie rinnovabili, settore indubbiamente in espansione, e l'edilizia sostenibile. L'edilizia sostenibile è un altro tema importante, cioè come costruire. Queste sono cose magari che conoscete, però sappiate che in termini di materiali, di tecniche di costruzione, questo settore ha uno sviluppo impressionante. Quando si parla, quando Confindustria, anche dove siamo peraltro, ci parla della crisi del settore edile e ci dice che il settore edile è quello che tira di più l'economia e quindi in qualche modo non bisogna bloccarlo, se noi lo convertiamo in settore di edilizia sostenibile, e già siamo abbastanza avanti, l'Italia è abbastanza avanti, dispone anche delle tecnologie per farlo, otteniamo una strategia che gli inglesi chiamano win-win, no? Da un lato incrementiamo il nostro PIL e la nostra ricchezza, dall'altra parte costruiamo qualcosa che rimane nel tempo e che è rispettoso dell'impatto ambientale. Quindi francamente uno non capisce perché queste cose non vengano già attuate, sono quegli strani misteri. Intendo dire che esistono già tutti gli ingredienti per farlo. Rapidamente sui green bond, perché ci tengo in modo particolare a parlarne qua. I green bond ammontano a circa 100 miliardi a livello internazionale. Allora i green bond sono, per i non tecnici, delle obbligazioni. Sono obbligazioni normali, titoli di debito normali, che però, come dire, hanno una connotazione green, quindi sono orientate esclusivamente a investimenti in progetti ambientali. Ok? Ora, io ne ho parlato anche con la Regione Veneto, che so che è qui presente oggi, benissimo. Perché non pensare ad emettere un green bond per la ricostruzione e per la riforestazione nel Bellunese? Voi pensate che se a un cittadino veneto gli si chieda dammi 10.000 euro di obbligazioni e con questi soldi io ripristinerò, investirò nell'economia forestale della tua regione, pensate di non avere un risultato positivo? Io credo che sì, io credo che questo sia un elemento concreto, molto concreto, dove si possono mobilitare, a fianco diciamo ai contributi governativi e regionali, che quelli devono essere ovviamente a fondo perduto, un sistema di investimenti anche a medio-lungo, cioè voglio dire non che come dire debba dispiegare i suoi effetti domani mattina, ma che può cambiare radicalmente per esempio l'economia di un territorio attraverso la raccolta tra i suoi cittadini, voglio dire, alla fine, no? Cioè, quindi voglio dire, il senso di comunità, non l'abbiamo visto, no? Ha diverse forme, no? Dal volontariato a quello che ha fatto la nostra protezione civile, ma può venire anche dall'economia e dalla finanza. Nessuno si deve tirare indietro, questi strumenti sono già disponibili sul mercato e alcuni paesi come la Norvegia sono anni che emettono i cosiddetti green bond sovrani, cioè è il governo stesso che emette green bond, per esempio in Norvegia, per convertire l'industria petrolifera a industria, diciamo, low carbon. Ok? Quindi perché non lo può fare una regione, per esempio, se non il nostro Ministero delle Finanze? Ma una regione sicuramente lo può fare. È arrivato Rodolfo, che saluto. Allora, quindi questo elemento secondo me è fondamentale, bisogna assolutamente che ne teniamo conto, perché questi, diciamo, sono gli obiettivi che noi abbiamo: ridurre del 40% le emissioni a gas a effetto serra, ridurre del 40%, non più del 20%, siamo già in ritardo rispetto a quel 20-20-20 di cui si parlava 3-4 anni fa, portare la quota del consumo energetico da fonti rinnovabili almeno al 32%, vedete non siamo più al 20%, non basta più il 20%, migliorare almeno del 32,5% l'efficienza energetica a livello europeo. Per far questo ci vogliono 200-300 miliardi in più di quello che i governi in qualche modo stanno spendendo. I governi questi soldi non li spenderanno, non li metteranno a disposizione, i governi europei ne metteranno a disposizione una piccola parte, e ancora qui la responsabilità individuale e del mercato assume e assumerà una importanza fondamentale.
Io vado velocemente verso la conclusione, nel senso che poi appunto volevo solamente farvi vedere, se è incriccato forse quella... È un segno questo, eh? Sì, infatti per quello dico vado verso la conclusione, perché so che viene odiato il relatore che va troppo avanti, e quindi io volevo solamente farvi vedere che cosa sta succedendo a livello europeo. Mi dispiace dover correre, però volevo, anche questo è un altro discorso interessante, volevo solo farvi vedere l'action plan dell'Unione Europea, che è questo, però prima di parlarvi dell'action plan, di quello che sta succedendo a livello europeo, che attenzione, non è una cosa lontana da noi, che ci piaccia o no l'Europa sta elaborando 3 regolamenti. Per il diritto comunitario i regolamenti sono obbligatori, quindi o noi siamo pronti oppure ci arriverà questa mannaiata e non sapremo come reagire. Però prima vi ho detto alcuni elementi che hanno portato questa onda, no? L'ultima è appunto quello di Greta, però voglio dire questa onda di attenzione al cambiamento climatico. Un contributo l'ha avuto anche la Laudato Si di Papa Francesco, che è un'enciclica, che è un documento di fatto di politica ambientale, voglio dire, applicabilissimo, sociale e ambientale. Cioè quello è stato un elemento importante, perché che uno sia credente o no, però l'impatto dirompente di questo tipo di enciclica dal punto di vista politico è stato rilevante. Questo per dirvi che nel 2000, quindi 2 anni fa, l'action plan, cioè la Commissione europea dice bene, ora elaboreremo un action plan su cui articolato in 10 punti. Allora vedete che ci sono alcune questioni piuttosto interessanti. La tassonomia comune, cioè di che cosa stiamo parlando, parliamo un linguaggio comune tutti quanti, se no non ci capiamo. Le certificazioni di qualità per i green bond, attenti ai furbetti del quartierino, perché quando si vede, diciamo, l'opportunità di un settore c'è sempre qualcuno che ha qualche fake green che ci troviamo nel nostro cammino. E poi soprattutto la trasparenza. La trasparenza è un elemento fondamentale. La trasparenza è l'assenza di opacità nel sistema finanziario, è la via d'uscita. Guardate che i disastri di Popolare Vicenza, Veneto Banca, ma MPS, le banche di credito cooperativo dell'Etruria, eccetera, eccetera, sono dovute essenzialmente alla assenza di trasparenza. Quindi questo è un elemento su cui bisogna pretendere quando andiamo in banca. Educazione finanziaria soprattutto, perché non tutti noi sappiamo, ovviamente la persona, diciamo, che non si occupa di finanza ha bisogno di essere guidata. Io non sto troppo su questo, ma sto sul valore politico di questa cosa qui e sul fatto che queste proposte hanno dato vita a dei gruppi tecnici sostanzialmente e qua finisco, scusa, torno indietro un attimo, su 3 temi. Uno, sulla tassonomia, quindi gruppi di lavoro, si chiamano Technical Group, che hanno elaborato un documento che poi porterà a un regolamento comunitario, ok? Proposte di regolamento. Scusate, apro e chiudo rapidamente e poi finisco. La direttiva, come quella non financial, che è nota, è una direttiva che impone, diciamo, la rendicontazione non finanziaria alle aziende sopra i 500 dipendenti, ma la direttiva sancisce i principi e poi ogni Stato membro può convertirla in legge ordinaria secondo, diciamo, il proprio ordinamento. I regolamenti sono immediatamente applicativi, quindi se non li applichi vieni sanzionato, e sono 3 sostanzialmente in questo momento. Quello sulla tassonomia, usare lo stesso linguaggio nell'industria finanziaria. Il secondo, benchmark low carbon e positive carbon impact, quello che vi dicevo prima, quindi sostanzialmente divesting, investing, e la disclosure, e questo vi riguarda voi, cari fondi pensione, in modo particolare investitori istituzionali e consulenti finanziari, ma la disclosure è molto importante, è il cosiddetto fiduciary duty, cioè il rapporto che ci deve essere fra chi gestisce l'investimento e chi alla fine è beneficiario di questo investimento. Su questo elemento Pension Europe, vi do l'informazione, che è l'organizzazione dei fondi pensione a livello europeo, non è d'accordissimo, c'è in questo momento un piccolo conflitto con la Commissione europea, ma non importa.
questo ve lo dico a titolo informativo, ma anche questo è un elemento fondamentale.